Domenico Menorello, cosa si può fare per una più equa distribuzione del trasporto pubblico locale? Dunque, il trasporto pubblico locale viene finanziato da un fondo nazionale di circa 4 miliardi e mezzo. Questo fondo nazionale storicamente è molto mal distribuito. Il Veneto storicamente è molto penalizzato. In Commissione Affari Costituzionali abbiamo esaminato proprio un decreto legislativo che il Governo dovrebbe emanare a giorni, nel quale, disciplinando i servizi pubblici locali, si è disciplinato anche questo fondo importantissimo. Ma ancora una volta si ricorreva alla cosiddetta spesa storica, cioè chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato. Abbiamo fatto rilevare, io in particolare, che in altre parti di questo testo si imponeva invece ai comuni, giustamente, di organizzare il servizio di trasporto pubblico locale e anche altri in base ai costi standard, cioè in base a un costo che doveva avvicinarsi al reale del servizio stesso. Ma abbiamo detto ma non si può al tempo stesso dire ai comuni, giustamente, che devono organizzare i servizi secondo criteri di efficienza, cioè sulla base dei costi standard, e lo Stato continua a distribuire l'80% di questi 4 miliardi e mezzo sulla base di criteri storici. La Commissione ha recepito queste osservazioni dando indicazione al Governo di considerare i costi standard anche per la distribuzione di questo fondo. Cosa vuol dire questo? Questo è un fondo di 4 miliardi e mezzo di euro. Se solo spostassimo l'1% per il Veneto, diciamo riequilibrando sperequazioni antiche, avremmo 45 milioni di euro in più per il Veneto, circa 200 autobus nuovi per il Veneto.